Amici dell'edicola di Binuccio, buonasera, siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinquefrondi, quarta giornata di campionato nazionale Serie B maschile, girone H. La pallavolo Jolly Cinquefrondi affronterà la Farmacie Dottor Leven Saturnia Aci Castello Catania. Tutte e due le squadre settimana scorsa hanno avuto un turno di riposo, mentre 2 settimane fa, seconda giornata di campionato, la Jolly Cinquefrondi ha perso 3-0 qui al Palabonini contro Partinico Aci Castello, che invece ha vinto per 3-0 al Palaspedini di Catania. Quasi tutto pronto al Palabonini di Cinquefrondi. Poco fa il saluto delle squadre pronte allo start and six del palazzetto. Eccolo lo start and six dell'Aci Castello. Il numero 3 Battiato, il numero 7 Fasanaro, numero 8 Pricoco, numero 9 Balsamo, il numero 13 Arezzo, numero 17 Saglimbene e il libero il numero 14 Ruggeri, squadra allenata da Ruggeri. Per la Jolly Cinquefrondi con il numero 1 Stefano Diana, con il numero 3 il capitano Marco Bugliatti, Lazzatore, il numero 10 la new entry della Jolly Cinquefrondi Dionisio Di Pasquale, ritorno per lui alla Jolly Cinquefrondi. Numero 13 Francesco Pugliatti, numero 11 l'opposto Luciano Mille, numero 19 l'altro centrale Giuseppe Orlando e poi il libero Simone Puntorieri. Vedremo se sarà in gioco con Alessandro Santacroce come secondo libero di ricezione e libero di difesa. Probabilmente inizialmente no, e neanche per Aci Castello doppio libero, quindi solo un libero per squadra. Il primo arbitro Notaro Gabriella, il secondo arbitro Scavelli Martina. Tutto pronto al Palabonini di Cinquefrondi. Squadre schierate in campo, partirà la Jolly al servizio con Marco Pugliatti, capitano e alzatore della formazione calabrese. Ricezione ottima del libero, l'attacco centrale murato da Stefano Diana. Primo punto per la Jolly Cinquefrondi, trova bene il tempo il centrale. Ancora Marco Pugliatti al servizio, riceve ancora il libero della formazione ospite, la schiacciata out del numero 17 Saglimbene, colpisce male il pallone e manda out. 2-0 per i padroni di casa. Qui con me come sempre al commento Renato Gallo. Servizio ancora di Marco Pugliatti, sempre sul libero, stavolta è forte l'attacco centrale del numero 3 Battiato. Abbiamo già incontrato una coppia. C'è Renato come microfono? È basso, aspetta No, Renato, e ora aspetta invece che sei abbiamo... basso Renato. Sono basso, Ok, ora ci c'è. sono? Luciano Mille per la Jolly a ricevere, non bene
Pugliatti a sistemare Embacher, Francesco Pugliatti a schiacciare Stefano Diana Embacher verso Dionisio Di Pasquale. Muro che devia il pallone nel muro della Jolly, forse 4, non ravvisato dall'arbitro, e poi il money out di Dionisio Di Pasquale. No, era Diana che aveva toccato sì, con l'avambraccio. quindi pareggia Aci Castello, 2 pari a servizio il numero 8 Pricoco. Pricoco su Simone Puntorieri, non bene la sua ricezione. Dionisio Di Pasquale schiaccia sulle mani del muro avversario e il muro non è capace di rimettere in gioco il pallone. Dionisio Money che out. per terzo anno qui alla Jolly, sono stati 2 anni consecutivi nelle scorse stagioni di B, è arrivato fresco di ingaggio. Servizio sempre sul libero del Aci Castello, la copertura di Pugliatti, l'altro